Filo diretto. Ed ora, per lo spazio destinato alla Lega Liguria, diamo subito la parola a Lorella Fontana. Ciao a tutti, grazie per questo collegamento. Allora, intanto vorrei ricordare a tutti i nostri ascoltatori che questa è l'ultima trasmissione per quanto riguarda Spazio Liguria prima della pausa estiva. Per cui questo, come dire, è un po' una chiusura di anno scolastico per quanto riguarda la nostra trasmissione, e che riprenderemo poi a settembre, proprio come le scuole. Io spero che sia stato un anno costruttivo, un anno importante, un anno che comunque siamo riusciti a tenervi compagnia e a darvi soprattutto tutte quelle informazioni che come iniziative, attività della Lega sul nostro territorio ligure siamo riusciti ad affrontare e da portare avanti. Io ora inizierei il nostro collegamento con Edoardo Rixi, che spero di avere in linea. Edoardo? Fra pochi secondi ci sarà. Bene, mi stanno dicendo che tra pochi secondi sarà collegato. Io intanto volevo ringraziare tutti e soprattutto lo staff di Radio Padania, perché mi ha sempre dato questa grande assistenza durante le trasmissioni, per cui rivolgo veramente a loro un grazie, ma anche per tutto il lavoro che svolgono per tenere questi contatti con tutto il nostro territorio, non solo ligure ma nazionale, e quindi questo grande lavoro che viene svolto. Non li ringrazio mai, ma ora ritengo che sia veramente il momento per dire un grande grazie a tutti loro, sempre così puntuali, precisi e assolutamente collaborativi. Per quanto riguarda Genova, oggi dovremo appunto avere in linea poi Edoardo Rixi, dovremo avere in linea anche Alessio Piana per fare con lui un po' un sunto di quello che sono stati questi 365 giorni di anno di Giunta Bucci, quindi lui nel suo ruolo di Presidente del Consiglio Comunale, ma ora anche neocommissario per quanto riguarda la città di Genova. E poi dovremo avere in linea successivamente il nostro consigliere comunale nonché vice capogruppo Maurizio Morfini, sempre così attento alle problematiche dell'ambiente, che ci parlerà un po' di qualche iniziativa che lui ha portato avanti in consiglio comunale attraverso interrogazioni, proposte per quanto riguarda proprio la tutela dell'ambiente. Ecco Lorella, abbiamo proprio in linea Maurizio Morfini, perché purtroppo anche Edoardo Rixi al momento non è disponibile. Tra l'altro Edoardo sarà oggi pomeriggio alle ore 15 in televisione a Sky TG24. Quindi iniziamo con Maurizio, poi faremo uno stacco musicale con Suzanne di Fabrizio De André e contiamo prima della fine della trasmissione di avere o Alessio o Edoardo. Ora però abbiamo Maurizio in linea. Bene, ecco, mi stanno dicendo appunto che abbiamo Maurizio Morfini in linea. Maurizio, buongiorno. Buongiorno Lorella, buongiorno a tutti. Grazie per aver accettato questo invito, per essere a questa trasmissione di chiusura, diciamo, dell'anno prima della pausa estiva. Maurizio, stavo presentandoti appunto come il mio vice capogruppo e come persona molto attenta a tutto quella che è la situazione ambiente sul territorio genovese, per cui vorrei che tu parlassi un attimo di quello che hai finora portato avanti a livello comunale e di come verte, diciamo, la tua attenzione sulla situazione ambientale. Sì, innanzitutto ti ringrazio per le tue belle parole. Diciamo che in Consiglio Comunale a Genova, dall'inizio del mio mandato, mi sono occupato prevalentemente delle problematiche ambientali, delle discariche abusive. Abbiamo fatto numerosi sopralluoghi nei quartieri popolari dove il problema delle discariche abusive è più diffuso e più sentito, anche con la collaborazione dei nostri assessori, della nostra giunta. Abbiamo incontrato alcuni comitati che rappresentano i cittadini, soprattutto nelle zone più popolari di Genova. Per ultimo, circa 2 settimane fa, abbiamo incontrato i cittadini di Piazzale Adriatico, che hanno questo problema delle discariche abusive, hanno il problema delle occupazioni delle case popolari. Ecco, non dimentichiamo anche questo problema. Abbiamo fatto il sopralluogo all'interno di queste case popolari, abbiamo visto le condizioni igieniche,
precarie, diciamo che poi abbiamo riferito tutto all'assessore di competenza, con la speranza che il problema venga risolto al più presto, perché è un problema, diciamo, di non facile soluzione. Certo. Maurizio, io volevo un po' così soffermarmi su proprio questo discorso di queste discariche che, ma tra l'altro ora sembra che ogni marciapiede rischia di diventare una discarica per questo sistema incivile che sta emergendo. Volevo sentire un po' dalle tue impressioni, cioè qual è secondo te la motivazione che spinge la gente a fare questo? Ma diciamo che in primis c'è l'inciviltà, in primis è l'inciviltà di un certo tipo di persone, e poi io mi farò fare il report diciamo, di tutte le denunce che sono state fatte finora, delle persone che sono state, diciamo, colte sul fatto a gettare rifiuti ingombranti per strada. In primis, ripeto, l'inciviltà, e non dimentichiamo l'ignoranza di certe persone, l'ignoranza perché esistono le discariche, le isole ecologiche dove ognuno di noi può portare i suoi rifiuti ingombranti, e non capisco perché la gente continui ad abbandonare frigoriferi, lavatrici e mobili in mezzo alla strada. E non solo, ma ricordiamo anche, Maurizio, scusami, ricordiamo anche che c'è anche il servizio che come dire, viene il trasporto a casa, cioè nel senso puoi portare via sia a livello terra, diciamo, ma anche qualcuno che può venire a farti il servizio pagando qualcosa ovviamente, ma ti può sgomberare l'appartamento, quindi c'è veramente un discorso di grave inciviltà. Sì, esattamente, c'è anche la possibilità di farsi prelevare, diciamo, l'ingombrante direttamente in casa, ma non capisco perché la gente continui ad abbandonare la strada. Adesso la nostra giunta al Comune di Genova sta preparando un piano di installazione di alcune telecamere. Ovviamente non possiamo mettere telecamere in ogni via, in ogni zona di Genova, perché è diciamo, impensabile anche a livello economico, però comunque si sta cercando di contrastare questo fenomeno con l'ausilio di telecamere e pattugliamenti mirati, soprattutto là dove il problema è più diffuso. Certo. Maurizio, voglio fare in questo momento un po' l'avvocato del diavolo. Ieri è comparso su Facebook un post molto discutibile in cui 3 presidenti di consigli municipali genovesi, ovviamente non di centrodestra, si sono fatti un selfie davanti a una montagna di spazzatura giacente, quasi con aria da villeggianti che con soddisfazione dicono siamo qua in mezzo al rumentaio. Questa provocazione ce la vedi come una provocazione o come una soddisfazione di un qualcosa che non sta funzionando? Allora, io la vedo più come una provocazione, perché è inammissibile che 3 presidenti di municipio si facciano un selfie davanti a dei sacchetti che tra l'altro erano stati messi lì proprio da un'azienda, l'Amiu, che è specializzata alla raccolta di rifiuti, li aveva messi lì per poi passare con il proprio mezzo, e gli operatori erano lì in zona, questo mi è stato riferito, quindi è stato un selfie, diciamo, di pessimo gusto, un selfie mirato, veramente, e di una gravità del gesto, ecco. Esatto, il gesto è di una gravità assoluta, e non dimentichiamo che uno di questi presidenti è anche un dipendente di un'azienda, di questa azienda di Amiu. Quindi secondo me c'è anche una sorta di conflitto di interesse. Io mi auguro che la direzione aziendale intervenga su questa persona e lo riprenda un attimino, perché è di una gravità assoluta. Non solo ha messo in cattiva luce diciamo, il Comune di Genova, ma anche l'azienda specializzata nella raccolta dei rifiuti. Quindi secondo te di fondo potrebbe esserci, dietro a tutta questa giacenza immane di mobili, materassi, cioè masserizie di ogni genere, oltre alla spazzatura normale, secondo te potrebbe esserci anche magari il pensiero maligno di qualcuno che vuole far vedere che a Genova le cose non funzionano? Sicuramente, perché sto vedendo che il fenomeno
che tra l'altro era un fenomeno che seguivo già all'epoca quando ero consigliere di municipio, ma io ultimamente cioè, è un fenomeno diffusissimo, cioè, è aumentato in maniera esponenziale, quindi il sospetto che ci sia qualcuno che stia remando contro le cose che stanno, diciamo, tra virgolette funzionando, perché Genova non è una zona dove la raccolta dei rifiuti è a livelli da terzo mondo. Genova è una delle città dove la raccolta dei rifiuti funziona, ha un'azienda municipalizzata che funziona, e non capisco perché adesso ultimamente siano aumentati tutti questi disservizi. Secondo me c'è il sospetto che qualcuno lo stia facendo proprio apposta per far vedere che le cose non funzionano. Certo. Sì, in effetti è un po' anche quello che io continuo a sostenere. Infatti anche oggi c'era una mia dichiarazione sulla stampa, perché in effetti mi sembra veramente poco chiaro questo trasloco di tutta Genova, dove tutti devono disfarsi dei mobili. È una cosa veramente molto sospetta, ecco. Esatto, Maurizio, esatto. Io ti ringrazio per essere stato qua, per aver accolto il mio invito ad essere a questa trasmissione di fine periodo, prima della pausa estiva. Ovviamente, se vuoi fare un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Io saluto tutti gli ascoltatori di Radio Padania e saluto te, Lorella, grazie per l'impegno e buona giornata a tutti e ci vediamo presto. E buone vacanze. E buone vacanze soprattutto. Grazie Maurizio, grazie. Regge lo specchio. Fabrizio De André con Suzanne. Ridiamo subito la linea a Lorella Fontana e per quest'ultima parte di trasmissione abbiamo con noi anche Alessio Piana. Bene, molto bene. Abbiamo quindi in linea Alessio Piana. Buongiorno Alessio.
Buongiorno a te Lorella e buongiorno a tutti coloro che ci seguono da casa. Vorrei ricordare che Alessio Piana è il nostro fantastico Presidente del Consiglio Comunale a Genova e lo ringrazio veramente per tutto il lavoro che svolge con grande impegno, ma soprattutto con grande lealtà e trasparenza. E anche come neocommissario per quanto riguarda la Lega genovese. Alessio, io volevo fare con te un po' così il punto della situazione di 365 giorni di Consiglio Comunale. Sì, è vero, abbiamo fatto da poco il compleanno, diciamo che abbiamo trascorso un anno dall'insediamento. È un anno sicuramente intenso nel quale abbiamo portato avanti delle posizioni importanti, abbiamo fatto delle scelte che credo abbiano fatto parlare in positivo della nostra città e in tutto il nostro paese. Direi che insomma ripercorro insieme a te le battaglie che abbiamo attivato per lo sgombero dei mercati abusivi, per il progetto Chance, che ha spostato finalmente dal centro storico una realtà che non si poteva più assolutamente tollerare, le battaglie per mantenere il trasporto pubblico e il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti in mano pubblica e quindi tutte le azioni che sono state utili a dare un nuovo slancio alle società partecipate genovesi che hanno in qualche modo risposto cercando di rendere più efficiente anche la pulizia, il trasporto e la manutenzione nella nostra città. L'attività che ha consentito lo svolgimento di una manifestazione internazionale come Euroflora, che ha lasciato in eredità anche la riqualificazione dei parchi di Nervi che erano stati colpiti da calamità naturali molto gravi e che adesso ritornano ad essere fruibili a tutta la collettività in una nuova veste sicuramente più riqualificata. Le tante azioni sulla sicurezza, la riorganizzazione della polizia municipale, interventi mirati sul commercio, la posizione chiara nell'ambito delle politiche sociali che ha visto contenere, diciamo, il dilagare di pratiche che venivano poste in essere da associazioni che francamente come dire, avevano con le precedenti amministrazioni rapporti anche a volte poco trasparenti che lucravano sulla situazione della presenza dei migranti nella nostra città. Tutto, diciamo, la riorganizzazione anche della struttura delle manutenzioni, penso che come con orgoglio dico che da amministratori della Lega, grazie soprattutto ai nostri 3 assessori, grazie alla sinergia con il sindaco, con gli altri colleghi della giunta, insomma in questo anno comunque il bilancio segni un dato positivo. Sicuramente c'è ancora molto lavoro da fare, sicuramente come dire, abbiamo dinanzi anche delle sfide importanti e impegnative, però diciamo che siamo carichi e abbiamo l'entusiasmo per poterle affrontare. Alessio, abbiamo in linea un'ascoltatrice che vuole parlare con noi. L'ascoltiamo? Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno signora Lorella. Allora, io parlo da Genova Coronata. Qui mancherebbe, ieri sera sono uscita con la mia cagnolina, c'erano 3 sacconi neri pieni di biancheria, vestiario, roba così, per terra. Mancherebbe un coso per la biancheria. Poi ci mancano dei contenitori per il cartone. Uno manca dove c'è la cooperativa qui di sotto e uno di sopra dove c'è quella cosa dell'elettricità. Ne mancano 2 comunque. Voglio dire che la città come contenitori così e cose non è mai stata così vuota, mai, perché passano tutte le sere. Però devo dire una cosa, tirano sui cassonetti, sotto c'è un mondo di sporcizia e nessuno raccoglie.
Io la sera mi sono fermata a guardarli, hanno visto che li guardavo e hanno arraspato tutto e hanno tirato su, però di solito non tirano su nulla. E poi bisogna mettere anche dei cartelli, però, perché io vedo plastiche dentro la rumenta normale, vestiti, valigie, borse, di tutto dentro la spazzatura. Quindi non c'è la cultura, non c'è... Sarà perché sono veneto, guardi, sono nata in piccolo paese e lì non si butta via la carta anche di caramella. Però non c'è proprio la cultura, vedi le porte abbandonate, cose di ferro, seggiolini, tutto per terra, è proprio una vergogna. Grazie, buona giornata a tutti. Io la ringrazio per la sua chiamata. Io passerò la sua segnalazione all'assessore Campora, che è competente per delega, e soprattutto porrò in evidenza il fatto che nel momento in cui vengono svuotati i cassonetti devono essere anche pulite le zone sottostanti al cassonetto. Quindi è mio impegno, guardi, adesso come terminiamo la trasmissione io manderò una mail all'assessore Campora con questa sua segnalazione. Alessio, ci sei ancora? Certo, Eccoti. Come vedi, il discorso spazzatura l'ho affrontato anche prima con Maurizio, che è un po' quello, come dire, un po' pressante in questo momento. Un po' il senso di inciviltà, un po', come diceva giustamente la signora, la mancanza di cultura della gente di fare una differenziata veramente civile. Noi abbiamo degli obiettivi da raggiungere, perché abbiamo sicuramente l'esigenza di aumentare la percentuale di raccolta differenziata spinta, non tanto per rientrare nei parametri di legge, ma proprio anche perché è necessario accompagnare questa crescita culturale anche da parte della cittadinanza. È evidente che, diceva la signora, la raccolta è capillare, viene fatta con delle frequenze opportune, però gli operatori devono avere l'accortezza anche di mantenere in ordine gli spazi attorno ai contenitori, e forse l'azienda del comune dovrebbe anche raccogliere queste segnalazioni e intensificare o aumentare la presenza di raccoglitori in certe zone della città, perché se da una parte chiediamo alle persone di un impegno maggiore, bisogna anche rispondere con la disponibilità di ulteriori contenitori e di ulteriori passaggi per ritirare le cose che vengono depositate. Quindi mi pare che siamo sulla buona strada. Bene, Alessio, io ti ringrazio intanto per essere stato qua con noi prima di questa chiusura estiva della trasmissione, e se vuoi fare un saluto ai nostri ascoltatori, che sicuramente lo riceveranno con grande simpatia e con grande affetto. Sicuramente sì, un saluto carissimo a tutti, mi auguro di incontrarvi a Genova e in Liguria durante l'estate, quindi ribadiamo l'invito a visitare la nostra città, le nostre riviere, a venirci a trovare in Liguria, anche a tutti coloro che ci ascoltano dalle altre regioni. Credo che proprio a Genova, tra l'altro, a fine settembre si terrà anche una nostra festa che stiamo cercando di organizzare, quindi l'invito è quello di passare delle settimane di vacanze nella nostra terra e magari di venirci a trovare anche alla festa che andremo ad organizzare a fine settembre in città. Buona estate a tutti. Io ti ringrazio, un abbraccio anche a te, Lorena, e buone vacanze anche a te. Grazie, a presto. Quindi siamo veramente ora in chiusura. Io vi do appuntamento a settembre per l'inizio delle trasmissioni, per la ripresa delle trasmissioni. Io vi auguro veramente di cuore che possiate trascorrere delle vacanze serene, di gioia, con i vostri familiari, con gli amici, in grande serenità. Vi auguro di non dimenticare mai comunque la nostra Liguria, come diceva Alessio, e se avrete occasione di venire a Genova e nella nostra meravigliosa terra ligure, sarà sicuramente un onore per noi avervi qua. Vi ringrazio per l'ascolto, per la pazienza che avete sempre avuto,
un abbraccio alla redazione forte e quindi un arrivederci a settembre su Radio Padania Libera. Grazie a tutti. Avete ascoltato Filo Diretto. Ciao Ruspa,